spettacolo va da sé ed entrano in pista dei talenti così bravi e così preparati, è molto facile presentare, credetemi. Bene, siamo pronti? Presidente? Io vorrei sentirlo parlare. No, dai, no, non si fanno sciocchezze, su. A questo punto vi chiedo un grande applauso per Andrea e Anna. E ancora Carlo e Valentina. Venite tutti qui dal nostro presidente, mi raccomando. E proseguiamo. Giorgio e Alice. E Floriana. E ancora Glenda e Claudia. E infine vi chiedo un grande applauso anche per Alessio e Beatrice. Benissimo, allievi della High School Musical, vi concedo, vi ringrazio e complimenti ancora a tutti voi, grazie. A questo punto, come promesso, io vorrei finire con la tranche per premiare gli atleti del Garda Danze che non hanno partecipato alla realizzazione di questo musical, e quindi chiamerei qui insieme a noi Colombo Maurizio e Beltrami Annalisa. Ecco, e arriva il nostro Rocco! Accogliamolo con un grande applauso! Donne, attente, tu sei la donna del telepass allora. No, lo so. Noi scherziamo sempre, Grazie, un grande applauso ancora. E a questo punto invito qui Stein, e insomma tu hai un cognome, vieni qui, ditelo da solo, dai, vieni qua. Johan, sì, dillo tu. Io voglio sentirti. Volevo fare una presentazione di tutto punto, però Ager Elisabeth, qui sono brava, Un grande applauso anche per questi atleti. Grazie, io chiedo venia, però il tedesco non è proprio nella mia padronanza di linguaggio. Proseguiamo con Caro Prese, Damiano e Guido Rizzi, Vera. Vera non c'è, quindi Damiano verrà a fare le veci di tutta la coppia. Un grande applauso anche per lui. Poi ancora vorrei chiamare qui con noi Lorenzi Barbara. Arriva? Non c'è, bene, provvederemo alla consegna a scuola. Contini Mattia. Non c'è, va bene, insomma, provvederemo poi. Vorrei poi menzionare anche atleti che non sono potuti essere presenti qui stasera con noi, e quindi un applauso poi generale lo facciamo alla fine e va ad Agostini Samuel, Nodari Lorenzo, Bulgarini Angelica, Geroli Carlo, Giordano Eleonora, Gandini Manuel, Folloni Valentina e Pranzile Paolino, anche loro atleti del Garda Danze. Prima di arrivare alla conclusione, quindi prima di portare in scena quella che sarà la chiusura dell'edizione musical con Chicago, io ho il piacere, Presidente,
permette di invitarla di nuovo qui perché vorrei ringraziare gli sponsor ufficiali della stagione 2011 Garda Danze, quindi un grazie va a Vasinelli Pierluigi, Cassa Cooperativa Popolare Padana, che avrai anche il piacere di avere qui con me se è presente in sala. Lo vedo arrivare. Apriamo le acque come Mosè, grazie. Vede, ma io faccio le magie, stia tranquillo. Ha visto? Oh, grazie, ecco qui il signor Vasinelli. Grazie, questo è un presente per lei e grazie per la preziosissima collaborazione. Ancora un grande applauso. Non dovrebbe essere presente qui in sala con noi, però un ringraziamento speciale va anche a Contini Mattia in rappresentanza dell'azienda agricola Monte Zovo. Grazie anche a lui per aver supportato la stagione sportiva 2011 Garda Danze. Bene, siamo pronti per iniziare e a questo punto vi porto nella storia di Chicago. Anni 20, la star del vaudeville, Velma Kelly, uccide la sorella Veronica ed il marito dopo aver scoperto la loro relazione. Viene spedita direttamente nel terribile carcere di Cook County Jail, dove incontra Roxy e le altre assassine che le raccontano le loro incredibili avventure. Da qui iniziano a pianificare la loro vita futura e la voglia di diventare star famose di un grande spettacolo. Tutto inizia da qui. Signore e signori, preparate la vostra pelle d'oca perché sta per andare in scena Chicago. Nella loro interpretazione del tango del sole a scacchi. È suo fratello. Certe piccole abitudini che ti danno fastidio. Beh, a me mi piaceva masticare la gomma. No, non masticarla, fare poco con la gomma. Un giorno sono tornata a casa ed ero molto nervosa e cercavo un po' di comprensione. E trovo l'inverno sdraiato sul divano che beveva birra e masticava. No, non masticava, faceva po'. Così gli ho fatto, ho detto, fa un altro po' con quella gomma. D'avvertimento dritto in mezzo agli occhi. Ho conosciuto Ezechiele Young di Salt Lake City circa 2 anni fa. Mi ha detto di essere stato e abbiamo subito preso fuoco. Così ci siamo messi a vivere insieme. Lui andava a lavorare, tornava a casa, io gli preparavo l'aperitivo, la cena. E poi l'ho scoperto.
Schiapolo, avevo detto. Schiapolo un cazzo. Non solo era sposato. Oh no, aveva 6 mogli. Era uno di quei mormoni, capito? Così quella sera quando è tornato dal lavoro gli ho preparato l'aperitivo come al solito. Sapete, certi uomini proprio non lo reggono l'arsenico. Me ne stavo in piedi in cucina a tagliare il pollo per cena e mi facevo gli affari miei. E mio marito Pildur entra come una furia, pazzo di gelosità. Ti sei ripassata il lattaio, dice. Eri impazzita. E continuavo a urlare, ti sei ripassata il lattaio. E poi si è tuffato sul mio coltello. Si è tuffato sul mio coltello ben 10 volte. Spaccata, aquila ad ali spiegate, salto mortale, flick flack uno dietro l'altro. Allora, una sera prima dello spettacolo eravamo a Hotel Cicero, solo noi tre a sbevazzare e farci qualche risata. E restiamo senza ghiaccio, così io vado a prendere